Conosci la storia di Peppe Nappa? No? Te la racconto io. Nel cuore pulsante di Sciacca, durante il carnevale che tingeva le strade di 1000 colori, Peppe Nappa danzava leggero. Con la sua casacca vivace, i calzoni azzurri e un cappello di feltro inclinato, incarnava la pura essenza dell'allegria. Non indossava maschere elaborate, era il giullare del popolo, capace di far sorridere con movimenti spontanei e frasi sincere. Il suo nome, Nappa, evoca la toppa dei vestiti cuciti a fortuna, un richiamo alla semplicità e alla genuinità, mentre per alcuni era il simbolo di un tazzone di latte a testimonianza del suo spirito goloso e allegro. Durante il carnevale, Peppe apriva le danze sui carri allegorici, invitava tutti a lasciarsi andare e a godere del presente. E quando, al termine dei festeggiamenti, il suo carro veniva bruciato, le fiamme non segnavano la triste fine di quell'evento, ma la promessa di un ritorno, l'eco di un'altra festa e di un'altra gioia condivisa. Peppe Nappa era e rimane il simbolo di un popolo che sa trasformare la semplicità in bellezza. Un popolo che insegna a ridere anche di se stessi e a vivere ogni istante con il cuore leggero. Se ti è piaciuta la storia di Peppe Nappa, seguimi, così potrai ascoltare le prossime storie che narrerò. Ciao!